Questo perché è stato un anno eccezionale e voi ci portate in giro per il mondo con grande orgoglio e credo che le frecce tricolori sia la cosa più sentita da tutti gli italiani. Ci sentiamo tutti frecce tricolori. Sì, il 2022 è stato un anno eccezionale perché dopo la pandemia, dopo di fatto 2 anni di fermo, siamo ripartiti alla grande. C'è stata grande attesa da parte del pubblico nel momento in cui abbiamo ripreso a esibirci, soprattutto in Italia, abbiamo visto la cittadinanza e il pubblico rispondere alla grande. Quello che mi ha stupito dopo 10 anni di pattuglia acrobatica nazionale è stato proprio l'atteggiamento delle persone, che aveva proprio bisogno di normalità e aveva proprio bisogno di rivedere le frecce tricolori. Le frecce tricolori sono state anche un simbolo durante la pandemia che ha cercato attraverso il tricolore di unire tutti gli italiani per fare squadra e affrontare un momento di grossa difficoltà. L'abbiamo fatto attraverso quell'attività che è stata l'abbraccio tricolore, ovvero una sequenza di sorvoli che ha toccato tutti i capoluoghi di regione della nostra nazione nel momento più critico della pandemia, durante il quale praticamente eravamo tutti quanti chiusi in casa. Un'attività che per noi ha voluto dire tanto, perché noi di fatto eravamo bloccati, non potevamo più esibirci perché noi siamo dei generatori di assembramenti, però non vedevamo l'ora di rimetterci in gioco e dare il nostro contributo per fare qualcosa in questo momento di difficoltà in Italia. Quando siamo stati chiamati a fare questa attività appunto dell'abbraccio tricolore l'abbiamo fatto veramente con il cuore. Devo dire che il sorvolo conclusivo su Roma, su una Roma deserta, è stato uno dei voli più emozionanti che ho fatto in 10 anni pattuglia. Bene, l'anno la targa insomma, del Consiglio regionale, insomma, della Presidenza del Consiglio regionale, a suggello insomma, di tutte le cose che abbiamo detto, e, insomma, per ricordare insomma, questo legame, come diceva anche Tony, che fa di sì che il Friuli, questa piccola parte del Friuli, sia ad esempio per l'intera Italia. È bella questa unione, che dal Friuli voi rappresentate le cose migliori del Friuli e le cose migliori dell'Italia, quindi insomma è una soddisfazione e un orgoglio potervi consegnare questa targa a nome della Presidenza del Consiglio regionale. Proseguiamo più breve. A Tony Capozzo vorrei consegnare, visto che insomma è un combattente, l'ho detto prima quando era dietro, insomma è una persona che ha il coraggio delle proprie idee. A lui il sigillo dei Longobardi. I Longobardi erano una popolazione dura, insomma si faceva ben difendere, insomma così è lui, e augurandogli insomma a tenere sempre questo grado di libertà, insegnarci la libertà di pensare. Un aneddoto di cui ancora mi vergogno. Io feci questo servizio sulla trasvolata e ci fermammo molti giorni in Canada e l'occasione era per tale da diventare amici. Poi allora il pilota solista era Lutarelli, che poi mancò, come tutti sappiamo, e credo che il comandante si chiamasse Nardini. Lui forse era friulano addirittura, non sono sicuro, forse no. Ma insomma diventavamo amici e alla fine l'aeronautico, per ringraziarci del servizio, che eravamo io, il fotografo Mauro Galligani, ci invitarono a fare un volo con le frecce tricolori in Italia. Ci dovete solo andare in piazza a Milano a fare una visita medica. Io che ho viaggiato su elicotteri e combattimenti, però intervistando credo Nardini, non mi ricordo chi, ma mi ha raccontato delle tute che si restringono al Mach 3 perché perdi conoscenza. Ecco. Guarda, c'ho molto da fare in questo periodo, un po' del coraggio. È andato il fotografo e c'è quella foto, credo non ripetuta, molto bella, dei cockpit, e da lì si vedono le 3 cime di Lavaredo, una foto che è storica, insomma. Io teoricamente avrei dovuto esserci e declinare, una vergogna.
l'amministrazione comunale e tutti quanti voi e i gruppi alpini che hanno voluto anche quest'anno riproporre questo premio nonostante sia saltato nel periodo della pandemia e quindi potevamo anche mandarlo nel dimenticatoio, invece ci avete tenuto e avete voluto riproporlo, e grazie a tutti voi che avete partecipato così numerosi. Grazie a Tony Capozzo per essere stato qui con noi anche quest'anno, e grazie mille alla pattuglia delle Frecce Tricolori per aver accettato essere qui a ritirare questo premio. A questo punto Quindi io per motivi di spazio la squadra non la posso chiamare tutta, però chiamo la formazione titolare di quest'anno, partendo dal capo formazione, il maggiore Pierluigi Lasca. Bonini. Pony 2 e Pony 3 questa sera non sono qui con noi perché sono impegnati a Firenze per un corso molto importante, un corso di formazione dell'aeronautica militare obbligatorio. Comunque gli facciamo un grosso applauso perché stavano Pony 3 che invece qui con noi, capitano Oscar Dell'O. Pony 5 capitano Alessio Gersi. Pony 6, maggiore Franco Paolo Marocco, responsabile degli incroci e del congiungimento della formazione. Pony 7, il maggiore Alfio Mazzocchi. Pony 8, il maggiore Federico De Cecco. Pony 9, il capitano De Marco Leo. Pony 10, tenente colonnello la signora Salvatore, il solista dei Frecce Tricolori. Poi chiamo qui sul palco uno dei nuovi piloti che terranno in formazione nel 2023, il capitano Giovanni Morello. Insieme a lui esordirà il prossimo anno il capitano Luca Pozzani, che stasera non può essere qui con noi, a rappresentare dietro le quinte delle Frecce Tricolori, ovvero quelli che lavorano sodo per preparare i nostri aeroplani, per far sì che gli schieramenti delle Frecce Tricolori avvengano in maniera precisa, facendo girare tutti gli ingranaggi come in un orologio. Chiamo qui a rappresentare le oltre 90 persone che mancano qui sul palco il primo luogotenente Giovanni D'Urso, presidente degli ufficiali. Il nostro reparto di poco più di 100 persone, un reparto d'aeronautica militare, quindi è una piccola tessera di un'intera forza armata. Siamo a Rivolto, ci ospita il secondo Stormo, quindi un altro reparto d'aeronautica militare. Quello che facciamo lo vedete tutti i giorni, molto spesso in televisione, sono manifestazioni e sorvoli, ma facciamo anche molto altro perché molto spesso partecipiamo a conferenze nelle scuole per cercare di motivare i giovani, ci è capitato di andare negli ospedali, soprattutto quelli pediatrici, per dare forza ai bambini e anche ai genitori che affrontano malattie molto difficili. Cerchiamo di scendere in mezzo alla gente, dare il nostro contributo non soltanto attraverso il volo acrobatico, che è qualcosa di simbolico, ma con il contatto con le persone, per far vedere che alla fine dietro quello che facciamo ci sono delle persone normalissime con 1000 difetti. No, è vero. Allora, un pensiero per cambiare il testimone, la nostra relax, adesso trovo un po' di informazioni che incontro le Frecce Tricolori di oggi, però con anche un ricordo al passato. Facciamo così. La mano. No, io ne avrò fatte 30, tutte uguali.
Music